E quando venite a Palermo potete anche scoprire la città in modo originale con una moto ape. Guardate qui abbiamo una moto ape e un calessino tutto siciliano. Siamo in compagnia di Tony, ciao da Palermo. Ecco, questo è il tuo calessino. La città dell'amore. La città dell'amore. Ma parlaci un po' di questa moto ape. È stata personalizzata, è tutta siciliana. Sì, questi sono i classici colori e anche le tradizioni nostre con tutte le battaglie che sono state fatte, dove ora andiamo a fare vedere l'opera dei pupi. Quindi hai riprodotto in qualche modo il carretto siciliano. Il carretto siciliano in versione moderna. Moderna. Eccolo qui, guardate che bello, guardate che colori. E con questa moto ape porti in giro i turisti? Certo. Qual è il percorso abituale? Il percorso abituale è quello di tutti i monumenti principali, poi andarci un po' a distinguere su quelle stradine dove nessun mezzo può entrare, la parte bella pure da far vedere tutto il quartiere arabo, dove nasce Paolo Borsellino per esempio, questo vicolo strettissimo. Con tutte le spiegazioni, il santuario di Santa Rosalia, e poi cerchiamo anche di prendere il nostro turista per la gola, perché dico, non lo dico io, come street food, come cibo, facciamo delle soste, facciamo assaggiare tutto quello che è tipico nostro della città. Qual è il piatto dello street food preferito dai turisti? Dai turisti non lo so, perché dico ce ne sono tanti, dico il panino con la misa può essere un gusto un po' forte, ma poi possiamo anche andare sulle panelle, sulle crocchè, che poi sono cose di farina, di patate, niente di particolare. Tappa obbligata anche qui in cattedrale, eccola qui, la cattedrale di Palermo, quindi un passaggio obbligato questa della cattedrale. Certo, è il monumento un po' più visitato del turista. Ma da quanti anni svolgi questa attività? Ma già sono quasi 10 anni che lo faccio. 10 anni. Come possiamo descrivere Palermo a chi non la conosce? Cultura, amore e cibo. E allora, la possibilità quindi di scoprire questa città anche grazie a te, come fanno i turisti a trovarti quando verranno a Palermo? Io ho il mio mitico bigliettino da visita. Il mio numero è 327 134 9961. E allora, scoprire Palermo lo si può fare anche con questo mezzo, tutto siciliano, guardate che bello. Complimenti. Condividete il video e fateci sapere da dove ci state seguendo. Che siamo noi una cooperativa, quindi abbiamo anche modo di fare dei giri con più persone, con guide, tutti con auricolari, quindi andiamo a fare dei giri un po' pure più nei dettagli. Okay, la nostra cooperativa si chiama Cooperativa Number One. Number One, sì. Allora qui a Palermo speriamo magari di poterci incontrare con te e con i tuoi colleghi per far scoprire a tutti gli amici di Bella Sicilia in maniera originale la città di Palermo, la capitale della nostra con tutto Sicilia. Il nostro cuore e un abbraccio da Palermo.